Bene qua. Va bene. Ok, può andare. Allora, in questi giorni abbiamo esaminato qual è la realtà dei giovani riguardo, per esempio, al lavoro. Abbiamo visto che la difficoltà principalmente da parte delle istituzioni è nel raggiungere i giovani e anche nel comunicargli quali sono le opportunità. Un giovane che vuole diventare imprenditore ha difficoltà per esempio ad accedere ai fondi, a sapere come scrivere un progetto, a sapere anche dove mandare questo progetto. Molti non sanno nemmeno che esistono dei fondi europei destinati ai progetti. Noi crediamo che non abbia senso che ogni giovane che vuole intraprendere questa strada debba reinventare la ruota e sostanzialmente non poter usufruire delle cose che già esistono. Quindi le istituzioni dovrebbero puntare a creare una rete di informazione per i giovani. Anche i giovani devono collaborare per creare questa rete, soprattutto quelli che già effettivamente si sono lanciati in queste cose. Un'altra cosa che abbiamo notato è che c'è una sorta di pessimismo globale tra i giovani. Per esempio, ovviamente non tutti possono diventare imprenditori, qualcuno però nemmeno sa di poterlo essere, non sa di avere le capacità e il potenziale. Per cui una delle altre cose che bisogna fare è riuscire a ridare l'ottimismo e la fiducia in se stessi ai giovani. Per esempio, nella maggior parte dei PLG che abbiamo esaminato in questi giorni, uno dei punti fondamentali era un corso di autostima e autorealizzazione, di conoscenza di se stessi, e a quanto pare è servito in maniera enorme a tutti. Anche io ne ho usufruito molto, sono riuscito a diventare sicuro di me stesso, al punto da fare una video intervista, pensa un po'. Altri punti, un attimo, tanto tagliate. Ok, quindi riassumendo, il passaggio per un giovane che crei qualcosa, anche non un progetto lavorativo, un qualcosa che restituisca qualcosa al territorio, non è possibile che lo faccia in completa solitudine, ha bisogno di supporto, ha bisogno di venire accompagnato in questo processo. E sostanzialmente è tutto qui. Sarebbe un maggior accesso all'opportunità e a strumenti anche finanziari. Grazie. Penso di aver detto tutto o sbaglio? Bravo, bravo.